23:34, quando Luca Chioto ci dà la linea, entriamo in studio pronti per questa nostra no stop elettorale. Non potevamo mancare l'appuntamento, ormai i nostri telespettatori sanno cosa aspettarsi dalla nostra rete nei momenti più importanti, nei momenti topici. Teleeuropa c'è a raccontarvi quello che è avvenuto, perché le urne sono state chiuse alle 23. Si è votato per le europee, ma in Calabria anche 134 comuni per il rinnovo del Consiglio comunale, dei consigli comunali, quindi 134 nuovi sindaci. Vi dico subito che questa trasmissione ha, come dire, due momenti, due aree di interesse. La prima è quella delle europee, poi domattina cominceremo alle 12:30 a raccontarvi come hanno votato nei comuni in Calabria chiamati a rinnovare il Consiglio comunale e eleggere il nuovo sindaco. Carmela Formoso, che con me ha già preparato tutta una serie di dati importanti che adesso vi daremo. Abbiamo ospiti, ci saranno dei collegamenti, avremo gli exit poll lanciati già da qualche minuto attraverso la stampa online nazionale. Abbiamo anche dei collegamenti in esterno e quindi prima di dare subito gli exit poll vediamo se riusciamo immediatamente a collegarci. Mi pare ci sia per noi Anna Franchino, che si trova. Dove, Anna? Dici dove ti trovi. Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo qui a Rende, a Commenda in particolare. Alle mie spalle vedete c'è l'istituto comprensivo Rende Commenda, sarebbe la scuola dell'infanzia, questa dietro le mie spalle Rende Commenda. Pochi minuti fa si sono chiuse le urne, insomma sono ancora in fase. Abbiamo chiesto a qualche presidente di seggio se voleva intervenire, se voleva insomma raccontarci come si erano svolte le elezioni di quest'oggi, però insomma sono ancora in fase di chiusura seggi, quindi c'è lo stretto riservo. Abbiamo incontrato però, direttore, il candidato a sindaco della Lega qui al comune di Rende e lui qualcosa ci voleva raccontare. Abbiamo dato appuntamento a lui fra pochi minuti, lo raggiungeremo lì in sede e parleremo non solo delle europee ma anche di queste incongruenze che ci sono verificate proprio qui in questa sezione nell'istituto comprensivo di Rende Commenda. Cos'è, una denuncia che vuole fare il candidato, mi pare di capire, no? Penso di sì, perché mi raccontava di alcune incongruenze, però mi ha detto lo racconteremo ai microfoni e quindi vi do appuntamento a tra pochissimo. Bene, lo raggiungeremo alla sede che dista pochi minuti da qui. Va bene, grazie. Poi sentiremo anche dalla sede del Movimento 5 Stelle, vedremo anche tante altre cose. Intanto saluto gli ospiti che ci hanno già raggiunto. Franco Iacucci, candidato alle europee nelle liste del Partito Democratico, una campagna elettorale tranquilla. Cosa si aspetta? Ma io sì, ho fatto una campagna elettorale intensa, faticosa, senza dubbio. Mi aspetto in Calabria un risultato positivo per il PD e credo anche per la mia candidatura. Grazie. Raffaele Rio, un esperto per quanto riguarda la sondaggistica, per quanto riguarda le proiezioni. Grazie per essere con noi, che è presidente di Demoscopica. Hai fatto qualche previsione in questi giorni? Hai tentato di verificare più o meno quello che poteva essere l'andamento di queste elezioni? Beh, innanzitutto grazie a voi per avermi invitato e grazie a tutti coloro che in questo momento ci stanno vedendo e ascoltando, insomma hanno questa pazienza. No, io in qualche modo, qualche minuto fa, appena sono uscite le prime proiezioni, che credo... E le vediamo allora prima, scusa, vediamo queste proiezioni. Prima le proiezioni. C'è Pippo Gatto con me. Pippo, allora sei pronto? Sì, siamo pronti, siamo con il pannello del Fatto Quotidiano che già ci racconta subito quello che la collega Anna Franchino già subito sul pezzo, quella che è la notizia della serata, che la Lega sta per, come dire, essere il primo partito perché
gli ex poll hanno dal 27 al 30% il sondaggio SVG la 7, mentre il PD va dal 21 al 24 e i 5 Stelle dal 19 al 22. Forza Italia in cala dall'8 al 10%, questi sono i dati che ci vengono forniti da LVG. Mentre Repubblica è la stessa, più o meno all'unisono tutti quanti, gli ex poll hanno più o meno le stesse indicazioni. Primo partito fra il 27 e il 31 la Lega, il sondaggio RAI, mentre il PD supera i 5 Stelle. E poi andiamo sul Corriere della Sera, dove praticamente... Scusa Pippo, puoi dare questo dato che riguarda il Piemonte, dove vince il candidato di centrodestra, almeno secondo gli exit poll, con il 40%. Questo è il dato. Al secondo posto Chiamparino, in terza posizione invece il candidato del Movimento 5 Stelle. Prosegui, Ciccio. Sì, andiamo sul Corriere della Sera, dove possiamo vedere che i sondaggi sono più o meno simili. Dal 27 al 31 la forchetta per la Lega, o del 27 e 29,5% sono due ex poll che vengono dati. Il PD viene dato dal 21 al 25, anche sono due, perché il primo è Opinion per Rai, il secondo SVG per la 7. Più o meno sono questi i due ex poll che stanno viaggiando adesso sulle testate nazionali. I 5 Stelle vengono dati da Rai a 18,5 e 22,5, mentre per SVG la 7, come abbiamo sentito poco fa, dal 21 al 24. Forza Italia viene dato dall'8 al 12%, mentre SVG lo dà dall'8,5 al 10,5%. I Fratelli d'Italia il 5%, dal 5 al 7%, così come dal 4,5 al 6,5 l'SVG. E poi il partito di Bonino, più Europa, dal 2,5 al 4,5 e dal 2,5 al 3,5 la variazione è decisamente minima. Questo è il dato che abbiamo al momento. Raffaele, tu avevi visto queste proiezioni? Ho provato a fare una cosa, ovviamente mi sono fermato più o meno a un'affluenza del 53%, perché questo risale a un quarto d'ora fa, insomma, scarso un quarto d'ora fa. E ho inserito le percentuali medie degli exit poll, per cui siccome si danno, giustamente i colleghi danno delle forchette, io ho preso il dato medio per poter ricavare una prima valutazione, anche darla. Sono molto curioso. Allora, la prima cosa che verrebbe fuori, è che rispetto per esempio ai sondaggi dei giorni precedenti, noi abbiamo soltanto... Allora, il Partito Democratico veniva leggermente sottostimato, il Movimento 5 Stelle veniva leggermente sovrastimato, la Lega si trova perfettamente nella forchetta e anche Fratelli d'Italia veniva leggermente sottostimato. Ovviamente in questo momento io mi riferisco soltanto al valore medio degli exit poll, che tra l'altro sono voti di paglia e non sono voti di pietra, per cui aspetterei anche le proiezioni. La cosa interessante però è che ho fatto in automatico un confronto con l'europeo del 2014 e le politiche del 2018. Allora, se noi partiamo dalle europee del 2014, io mi trovo che la Lega di Salvini ha guadagnato oltre quasi 5,5 milioni di voti, 5 milioni e mezzo di voti. Forse qualcosa in più. 731.000 voti li avrebbe persi il Movimento 5 Stelle, 5 milioni e mezzo li avrebbe persi il Partito Democratico e 2 milioni e qualcosa Forza Italia. Questo ovviamente rispetto alle europee del 2014. A proposito, scusa, una parentesi delle europee del 2014. Queste europee, facendo la somma dei votanti in tutti i paesi dell'Unione Europea in cui si è votato, c'è stato un record di affluenze alle urne. C'è un dato? No, abbiamo un dato sui votanti che contraddice i votanti delle 19 e delle 12. C'è un calo al momento del 3% rispetto alle precedenti elezioni. Sono stati analizzati 6.600 comuni su 7.009, nel frattempo è partita la videata. Dell'affluenza?
L'affluenza, perdonate... Un attimo che adesso la trova, la troviamo subito, tranquilli. Dagli tempo così abbiamo la possibilità di vederla. Eccola qui. L'affluenza alle urne è del 57-54%, perdono, 54 e 68% attuale, 6.741 comuni su 7.915, mancano circa 1.000 comuni, e la percentuale delle 23 è del 54 e 68 contro il 57 e 54 delle elezioni precedenti. Quindi abbiamo un calo circa del 3% che pare essere fisiologico nelle tornate delle 23. Non mi pare che sposti molto un 3%, no? Beh, insomma, dipende ovviamente da chi da chi favorirà questo tipo di voto. Ad oggi... Due deputati in meno, del 3% più o meno. Sicuramente no? Mi sembra che la parte, diciamo, sovranista della Lega viene confermata dai sondaggi, cioè risulta sicuramente in assoluto il vincitore di queste elezioni. Devo dire onestamente che una cosa di cui si discuteva anche nei giorni scorsi con i colleghi, che in qualche modo riguarda, non so se il Presidente Giacucci è d'accordo, ma riguarda sia il Partito Democratico che Forza Italia, e sul versante opposto... C'erano delle previsioni alla vigilia... Viene mantenuto anche in Calabria, il 3% in calo, perché in Calabria è il 41,23% contro il 44,49%. C'è da dire sempre che sono 343 comuni su 404, però mantiene costantemente questo 3% in meno. Allora, leggevo delle previsioni qualche giorno fa che davano un po' una scala come dire, di possibilità per ogni partito. Se per esempio il PD... Si diceva del PD, se il PD scende sotto del 20 è un fallimento per come dire, la fase di ricostruzione del partito avviata da Zingaretti. Se il Movimento 5 Stelle dovesse scendere al di sotto del 25, anche qui veniva bollata come un'operazione deficitaria per il partito, quindi una sorta di crollo. Per Forza Italia, se il partito di Berlusconi dovesse scendere sotto il 10%, anche qui si parla di un tracollo di Forza Italia. Ora vediamo se come dire, se queste aspettative, queste analisi d'attesa verranno rispettate dai voti veri. Questi sono solo delle indicazioni, sono solo delle ipotesi formulate dagli addetti ai lavori. Franco Iacucci, il PD di cui lei fa parte ha svolto una campagna elettorale in recupero, no? Cercando, come dire, di sovrapporre ai temi dei partiti di governo, Lega e 5 Stelle, come dire, una sorta di tentativo di far rinnamorare la gente della politica, no? Uscire da questa visione un po' come dire, distinto nella politica e tornare al ragionamento, razionalizzando quella che era la proposta del Partito Democratico. Ma è passata questa, secondo lei, è passato questo messaggio? Forse totalmente non è passato questo messaggio, però io l'ho verificato anche durante la campagna elettorale. C'è un'attenzione diversa verso il Partito Democratico, c'è un'inversione di tendenza. Ma è merito di Zingaretti o è fisiologica? No, nel senso no, che io ci stavo una fetta di elettorato del Partito Democratico che nelle elezioni del 4 marzo del 2017 come dire, ha sposato la tesi dei 5 Stelle, adesso è rientrata, insomma. Ma io su questo ho un'idea che mi sono fatto durante la campagna elettorale. Cioè il PD, quindi c'è un'inversione di tendenza, c'è un'attenzione verso il PD. Però io ancora non noto che i voti che perde 5 Stelle vengono tutti verso il PD. Le chiedo scusa un attimo, perché abbiamo in linea, vedo in bassa frequenza, Anna Franchino che in postazione ha il candidato a sindaco di Rende della Lega, che Anna prima preannunciava una sorta di denuncia che vuole fare il candidato. Anna, ti vedo, a te la parola. Sì, direttore.
Sì, siamo qui proprio nella sede del candidato a sindaco al comune di Rende, Sergio Scalfari, e poco fa insomma, avevamo annunciato una sorta di denuncia che ci voleva fare. Ce la farà direttamente lui ai nostri microfoni. No, non è una denuncia, è soltanto una presa d'atto che siamo andati in dei seggi e mancavano i registri per segnare le preferenze per ogni lista alle europee e quindi un po' di ritardo ci sarà. Quindi per lo spoglio, anche se a noi ci vede in netta ripresa e in salita. Gli exit poll almeno ci danno con un buon risultato. Parlando invece della competizione di Rende, facciamo un piccolo passo in avanti. Io so che insomma, ci vorrà domani alle 14, però com'è stata questa campagna elettorale? Come secondo lei il sentore qual è? Allora, è stata sempre, dall'inizio è stata sempre una campagna in salita per noi perché ci siamo presentati in un territorio per la prima volta con il simbolo Lega e in un territorio già saturo sia di candidati a sindaco e sia di consiglieri, di candidati a consiglieri, quindi già sapevamo che era una competizione dura, comunque volevamo esserci per dare il nostro segnale di Lega nel territorio di Rende. Di questo ne parleremo domani. Il direttore voleva fare qualche domanda dallo studio al candidato a sindaco. Un attimo solo Anna, vediamo. Dati in diretta degli scrutini per le comunali. Per quanto riguarda le comunali c'è una flessione molto più forte rispetto a quelle delle europee, si va dal 4 al 5% perché a livello nazionale abbiamo il 68,08% contro la precedente che è del 71,19%, mentre in Calabria 108 comuni su 135 la percentuale è del 57,50% contro il 62,39% delle precedenti elezioni, ben 5 punti e mezzo al di sotto. Quelli che sono andati a votare per le amministrative, questo è il dato. Torniamo, datemi per cortesia il candidato a sindaco della Lega. Intanto buonasera, mi fa vedere, scusa Anna, ci fa vedere il nostro operatore, il nostro operatore Michele Cava, fa vedere la sede della Lega perché dovrebbe essere popolata, nel senso che ci sono i dati da vedere, da verificare, qualcuno c'è no? che sta raccogliendo dei dati, però insomma giustamente qui diciamo che è la sede del candidato a sindaco di Rende, quindi fra un po' ci sposteremo anche in quella della candidata a sindaco, candidata insomma alle europee, quindi poi lì vi faremo vedere anche ulteriori movimenti. Al momento giustamente qui insomma è tutto rimandato a domani alle 14, quindi insomma sono primi dati che se rimarremo in sede per tutta la notte comunque. Rimarranno in sede per tutta la notte. Senti Anna, una domanda qualche domanda, direttore? Sì, una domanda per il sindaco di Rende, ma è la prima volta che la Lega in amministrative nel territorio del Cosentino candida un suo rappresentante alla guida del comune. Ecco, qual è stato l'impatto della città, dei cittadini? Questa è stata sempre una roccaforte riformista, è stato un territorio che ha avuto quest'anima socialista. Diciamo, come è stata accolta questa sua presenza nell'agone politico rendese? È interessante sapere questo. Sì. Il direttore mi chiedeva da studio come è stato l'impatto in questo che è un agone, insomma, che è sempre stato una roccaforte socialista, qual è stato l'impatto, insomma, di un primo candidato a sindaco della Lega qui a Rende? L'impatto comunque è stato positivo, anche se dopo dobbiamo vedere il risultato elettorale, anche se per noi è importante un risultato alle europee. Comunque volevamo fortemente sia la Lega sia noi dare il nostro contributo e la nostra presenza. Lo ripeto, lo sapevamo già che era una competizione difficile sia per i candidati a sindaco sia per il numero dei candidati a consigliere, però era giusto che noi eravamo presenti in territorio con il nostro programma, con un programma nazionale portato sul territorio, sulle esigenze del territorio.
quindi noi abbiamo messo tutto il nostro impegno portando, ripeto, un programma nuovo di facile soluzione, con problemi di facile soluzione, quindi era importante per noi essere sul territorio calabrese e in particolare a Rende. Anche perché Salvini quando è stato qui in Calabria, proprio a Catanzaro, ha detto ci sarà un candidato alle prossime regionali, me lo stanno chiedendo da più fronti. Sì, ritengo che ci sarà un candidato espressione della Lega, però ritengo che sono questioni che interesseranno logicamente la direzione nazionale e regionale, quindi per il momento andiamo avanti con le europee, con lo spoglio delle europee, con lo spoglio anche del comune di Rende, delle amministrative, poi vedremo come ci dovremmo, certo le somme le tireremo dopo. Anna, Direttore, Anna, io do appuntamento sì, al candidato a sindaco domani. sì, perfettamente. Sì. Tu continua il mio viaggio. Giro, sì. Continua il tuo viaggio nella notte nelle segreterie perfetto. dove si raccolgono i dati elettorali. Un dato che riguarda le elezioni in Spagna: ha vinto Pedro Sánchez le elezioni, mentre c'è un exit poll di pochi istanti fa della RAI, in base al quale la Lega sfiora il 30%, mentre il PD risulta essere 5 punti sopra il Movimento 5 Stelle. Sono solo e unicamente delle proiezioni, sono degli exit poll, Raffaele, che è una differenza con le proiezioni notevoli, insomma. Beh, no? sì, perché gli exit poll sono intenzioni di voto, cioè in realtà per questo si chiamano voti di paglia, non sono ancora voti espressi, sono intenzioni di voto che si chiedono, diciamo, dalla mattina alle 7 alla sera alle 23, cioè nell'arco di tempo in cui il cittadino può andare a votare. All'uscita delle urne viene chiesta la riproposizione del voto. Questo è l'exit poll. Le proiezioni invece sono voti scrutinati, sono voti reali che ovviamente però vengono pesati e ponderati per poter garantire ovviamente un elemento come si diceva nella Prima Repubblica, sono voti di pietra, sono vero? assolutamente sì. Sono voti di pietra. Certo. Allora, Guardi, io sugli exit poll, no? è molto cauto. Sì, perché ho visto anche in altre occasioni che poi nei risultati reali quelli di pietra non si sono rivelati esatti, insomma, o in linea. Intanto c'è una foto di Salvini che ringrazia gli italiani, il primo partito. Lo facciamo vedere questa foto? Fate vedere questa foto, eccolo lì. Eccoli, grande utilizzatore Salvini che ringrazia gli italiani, primo partito in Italia. 31%. Dal 27 al 31 è nato anche la seconda è arrotondata 27-30. Prego. Beh, non ci sono dubbi che sugli exit poll può variare qualcosa, ma il risultato è chiaro, c'è un'affermazione significativa della Lega e quindi Salvini dal suo punto di vista fa bene ad essere contento, insomma, non ci sono dubbi. Per ritornare al PD, ecco, io voglio dire solo una cosa: il PD, Zingaretti è stato eletto il 3 marzo segretario del partito, il 19 l'Assemblea ha ratificato, lui ha iniziato a lavorare il 20. Io credo che è stato fatto un buon lavoro nella formazione della lista e delle coalizioni e i risultati si vedono. C'è un'attenzione nuova verso il PD. Il lavoro di Zingaretti ancora sicuramente non si vede nella sua compiutezza, però i primi significativi risultati si vedono. Insomma. Io l'ho notato in campagna elettorale, direttore. Ma è merito di Zingaretti questo? È merito anche di Zingaretti sicuramente, perché anche nella formazione delle liste Zingaretti ha dato già il significato di un partito aperto, un partito inclusivo e quindi aperto alla società, attento alla società e ai bisogni della società. E questo io l'ho notato. Guarda, io faccio il confronto e il riferimento alle elezioni politiche dell'anno scorso, non sui risultati, o non solo sui risultati, ma anche quando tu andavi in campagna elettorale un anno fa e c'era un'ostilità nei confronti del Partito Democratico. Ma perché la presenza di Renzi? Per che cosa? Questo atteggiamento
Sicuramente. di un partito... Sicuramente. Intanto c'è da dire una cosa, che la Le Pen in Francia ha chiesto subito elezioni perché è il primo partito e ha superato Macron. È quello che farà Salvini da qui a poco. Salvini, ecco. Non ci sono dubbi su questo. E quindi dicevo, sì, è chiaro che il risultato del marzo dell'anno scorso è dovuto alla politica che il PD ha fatto negli anni precedenti, non ci sono dubbi. Noi dobbiamo essere chiari nelle cose, passare dal 40%, lo diceva prima Sergio Rio, noi abbiamo perso 5 milioni di voti l'anno scorso, non è una cosa, abbiamo perso più della metà del consenso, e siamo passati dal 40 al 18. Adesso c'è una ripresa, perché io vedo che c'è un'attenzione diversa verso il PD e verso la politica del PD. E noi abbiamo tentato, direttore, perché... Siamo alle prime proiezioni. Vediamo intanto, interrompiamo perché così diamo la possibilità. Le prime proiezioni danno, le proiezioni RAI, quindi parliamo di dati concreti, su dati analizzati, la Lega al 30%, il PD al 21,3% e i 5 Stelle al 20,2%. Sono proiezioni, non più exit poll. Prego. Io sto scauto perché ho visto sempre che tra gli exit poll e il risultato reale la sinistra complessivamente era sempre indietro agli exit poll, non è stata mai un dato che ha superato gli exit poll. Io volevo chiedere all'esperto, a Raffaele Rio, questo exit poll, quella proiezione, no? Per certi versi conferma l'exit poll o no, secondo te? Come l'hai vista? Sì, mi piacerebbe solo sapere la base, la percentuale di... il campione delle sezioni. C'è lo strillo, adesso stiamo aspettando la notizia. Della prima proiezione. C'è lo strillo. Però in genere se fatti bene, perché sono due metodi completamente opposti, cioè, per cui se fatti bene in genere tendono a confermare. L'intelligenza è inserire la forchetta, cioè il margine d'errore che consente ovviamente di ridurre in qualche modo il rischio. Certo. Il problema è che, ma questo non me ne voglia Iacucci in quanto rappresentante della politica, però a volte la politica commette un errore, sia nei sondaggi che poi negli exit poll e nelle proiezioni. I sondaggi, la politica li usa per conoscere diciamo, la propria performance, cioè come va un candidato, come va un partito. In realtà il sondaggio nasce principalmente per sapere quello che la gente vorrebbe che venisse affrontato, diciamo, l'agenda politica da affrontare. Quindi questo secondo me è un primo errore che si commette. Il secondo è non considerare il margine di errore, cioè se vi faccio un esempio specifico per ci troviamo, se noi abbiamo adesso il Partito Democratico al 21,2 mi sembra, e il 21,3 e il Movimento 5 Stelle al 22, c'è uno scarto più o meno dell'1, 1,2. Siccome la prima proiezione, il margine di errore non è ancora estremamente ridotto, ma è ancora significativo, potrebbe in qualche modo modificarsi. Magari a partire già dalla seconda, dalla terza proiezione, il voto si posiziona. Quindi a volte si confonde questa cosa e quindi dice è stata sbagliata la proiezione. No, è soltanto un posizionamento del margine di errore. Più è ampio il campione utilizzato per le proiezioni e più chiaramente la proiezione. C'è questa novità che c'era prima il direttore, dove in Piemonte il centrodestra è al comando dal 45 al 49% contro il 36,5-40 della Chiamparino. Beh, già qui però è diverso perché, come vedete, c'è già uno scarto di tra i 5 e i 6,5 punti percentuali. Questo già è una forbice. Quando le forbici si incastrano, che diventa un po' rischioso, pericoloso. Sì, molto difficile. Posso soltanto aggiungere? Sì, però se io non mando la pubblicità a Carmela, che è qui di fronte, mi sta, se ce l'ho col fiato sul collo, devo mandare la pubblicità. La vediamo. A tra poco. Allora, torniamo in diretta, intanto saluto Fulvia Caligiuri, candidata alla Forza Italia. Come è andata questa campagna elettorale? La campagna elettorale è bellissima, come al solito mi piacciono, sono coinvolgenti, si conoscono persone, sono con poca voce, quindi perdonatemi, chiedo scusa ai telespettatori. Che ieri sera è stato un comizio... Però diciamo che è andata via di sabato, insomma, quindi il problema prima non c'è stato, meno male, è stata buona.
Cosa... Se d'accordo vi do i dati, gli scrutini, i votanti che sono quasi arrivati con le percentuali, abbiamo il 55-74% di 7.516 su 7.915, 400 comuni che mancano, e la percentuale precedente del 58-62%, 2,5 punti, quasi 3 punti. Bene, allora un'altra domanda voglio fare a Fulvia Caligiuri. Cosa si aspetta dai forzisti calabresi? Dai forzisti e da Forza Italia mi aspetto una ripresa del partito, una ripresa in termini organizzativi del partito, un avvicinarsi alle persone, un condividere i problemi con le persone, quello che si aspettano in fondo tutti i cittadini e tutti quelli che oggi si sono recati ad andare a votare hanno espresso, insomma, il loro giudizio. Ancora una volta, prendendo spunto da quello che succede e dalle elezioni e dai risultati, bisogna ricominciare e andare avanti prendendo, se ci sono stati errori commessi, prendendo spunto dagli errori per migliorare. Ma il partito ufficiale? Va bene, vai. Dati ufficiali, le prime 631 sezioni su 61.576 vedono la Lega di Salvini nel totale dell'Italia al 34,03%, il PD al 20,75%, il Movimento 5 Stelle al 17,35%, Forza Italia al 7,32%. Allarga un po' questa finestra, se no allarga un po' questa finestra. Che diavolo. No, ma tanto questi non servono a niente, questi dati non servono a niente. Ma gli rovini tutto il lavoro che sta facendo così. Ma non servono a nulla. Cioè, Ma gli rovini tutto il lavoro. Sono dati ovviamente è per quanto riguarda la circoscrizione del centro-sud, giusto per finire, è giusto per dire, la circoscrizione del centro-sud dove il Movimento 5 Stelle, questo è significativo, è al 37,5%, la Lega al 18,49%, il PD al 17,71%, Forza Italia all'11,96%. Chiuso l'inciso, a te la parola. No, io do la parola a Fulvia. Io stavo... Io volevo chiedere, il partito nella sua organizzazione ha supportato i candidati, nel senso Sì, assolutamente sì, ma rispetto anche alle politiche, insomma, le europee sono una campagna elettorale dove il partito fa, insomma, la Ma ha fatto fatica a raccontare ai cittadini che questa è un'elezione particolare, diversa, molto politica, ancorata sui grandi temi che riguardano l'Unione Europea, non può essere come si dice, confinata nelle beghe del botta e risposta che quotidianamente si consuma attorno ai temi e agli argomenti di stringente attualità italiana? Allora, il problema che ho incontrato io nel girare, insomma, i territori è l'indifferenza rispetto alle elezioni europee. Non era un'indifferenza o una difficoltà nel discutere su problemi del governo o altre tipologie di problemi, era proprio un'indifferenza. La maggior parte delle persone mi rispondevano: domenica si vota, quando si vota, ripetimi. Ecco, quindi c'era un allontanarsi dai temi dell'Europa, un allontanarsi dalla ideologia e dall'importanza soprattutto di andare a votare. Infatti io la prima cosa che dicevo: vi prego, andate a votare, perché è importante esprimere, se ci lamentiamo che l'Europa è lontana, con il voto del 26 è l'unico modo per avvicinare, insomma, l'Europa alla Calabria e viceversa. Anche Sì, in Calabria 4 sezioni su 2400, il PD è primo partito al 32%, Forza Italia al 22,8%, la Lega al 22,6%, Fratelli d'Italia 11,84, Movimento 5 Stelle. Ma quanti sono? Tre sezioni? 4 sezioni su Ma dai, ti prego. Ma dai, ti prego. Ho visto invece in bassa frequenza. Io sono convinto che il PD avrà un buon risultato, ma quello mi sembra... Vedo ottimista. Vabbè, per le prime 3 sezioni. Nelle prime 3 sezioni, insomma. Quelle di Aiello. Nelle prime 3 sezioni. Vedo collegata c'è Anna Franchino, la vedo in bassa frequenza e mi pare sia nella segreteria dove si raccoglie il dato elettorale della deputata uscente del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara. Anna, ti vedo benissimo, a te la linea. Sì, direttore.
Mi vedete benissimo, solo che abbiamo Michele sulla corsia di emergenza qui sul Viale della Repubblica. Insomma, alle mie spalle vedete siamo davanti alla segreteria dell'eurodeputata uscente Laura Ferrara, però ovviamente qui stanno raccogliendo i dati elettorali, ma purtroppo non possiamo far sentire nessuno perché ancora ci sono delle direttive nazionali, no? Mi hanno detto chiaramente che se non arriva la direttiva dal partito nazionale, allora non possono rilasciare alcuna dichiarazione. Però insomma stanno lavorando, stanno raccogliendo il dato elettorale e al momento non possiamo sentire nessuno, direttore. Io vedo Laura Ferrara lì, sì. vedo Laura Ferrara che sta Laura Ferrara, raccogliendo i dati. Qui sta raccogliendo insieme ai suoi collaboratori il dato elettorale, però ancora fino a quando, me l'hanno detto proprio chiaramente, fino a quando non avranno le direttive dal partito e quindi dal vice premier Di Maio non potranno intervenire, ecco. Però noi siamo qui, magari questo avverrà da qui a poco, oppure magari ci sposteremo di pochi metri, andremo a raccogliere magari le parole dell'eurodeputata, insomma quella che vuole ambire al Parlamento europeo della Lega, e vediamo un attimino se poi ritorniamo anche qui per raccogliere benissimo, Anna, benissimo. le dichiarazioni di Laura Ferrara. Buon viaggio in questa notte, notte autunnale, perché tra nebbia, freddo, pioggia, anziché andare incontro all'estate stiamo facendo dei passi indietro. Sì, Michele vi sta mostrando proprio le strade della città, che sono comunque molto trafficate nonostante l'ora tarda, ecco. Sì, molto trafficate, perché sai, c'è gente che in queste competizioni elettorali magari ci punta. A proposito di puntare, a proposito di seggi, a proposito di geografie, a proposito di attribuzioni, Raffaele Dio, abbiamo la possibilità di tentare una proiezione per quanto riguarda l'attribuzione dei seggi a ogni singolo partito? Sì, volevo dire un'altra cosa prima, ma dico prima i seggi. No, che di? Allora di prima quello che devi dico dire. Prima? È quello che devo dire prima, non lo so io. I seggi. No, allora, rispetto ai dati, però ovviamente stiamo sempre facendo, in questo momento stiamo, non dico giocando, ma insomma quasi, però in realtà rispetto alle proiezioni che abbiamo, la Lega potrebbe prendere, secondo quello che io immagino, tra i 23 e i 26 seggi dei 73. Freschissima, freschissima. che dà sono proiezioni, quindi no, questo va bene. Per quello che sono, che dà la Lega al 32%, il PD al 21,7%, nel frattempo mi è sparita la videata, ma succede, è normale, il 19,6% per i 5 Stelle e 8,6% per Forza Italia. Queste sono le prime proiezioni SVG, la 32 la Lega? La Lega 32. Sì, proiezioni, adesso stiamo parlando di proiezioni. La prima proiezione sui dati reali. La percentuale del campione serve sempre, perché prima è del 3, se adesso il 15 comincia a essere interessante. Se siamo al 5 ancora stiamo giocando. Stiamo cercando, vediamo se... Nel frattempo io posso continuare, il direttore non le interessano più i seggi. Come no? Dobbiamo fare i seggi. Lo posso fare? Dobbiamo aspettare i seggi. I seggi, vai con i seggi. Allora, io direi... Adesso siamo addirittura al 32, però direi 23-26 seggi per la Lega. Ve li segnate così domani mi dite se ho indovinato o no, tipo alterne all'otto. Poi facciamo Movimento 5 Stelle, io direi 15-18, con una buona concentrazione nel sud del paese. E poi se volete vi dico perché. Partito Democratico 15-17, 15-18. Poi Forza Italia secondo me 6-7 seggi, poi dai 4 ai 5 Fratelli d'Italia e siamo arrivati più o meno a 73, che dovrebbe essere in tutto 73. Questo è il dato. Poi io ho anche un instant poll cosiddetto, cioè un sondaggio che è stato fatto da U-Trend, io ho partecipato come intervistato. In Calabria? In tutta Italia, Però ci sono dei dati regionali. Vediamo i dati regionali. I dati regionali danno soltanto una mappatura del primo partito. Secondo questo sondaggio che è stato fatto da stamattina alle 7
a stasera alle 23. I primi partiti darebbero praticamente i 5 Stelle ancora fortemente concentrati proprio al sud. Sì. Per cui a me dà questo sondaggio, in 5 Stelle mi dà Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La Calabria, che potrebbe essere forse in bilico, ma io dico ancora 5 Stelle. Poi si vede la Lega, il dato della Lega si vede tutto perché oltre a tutto il nord, sia nord-est che nord-ovest, la Lega scenderebbe, farebbe anche Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. E Molise, chiedo scusa, e Sardegna. Mentre l'obiettivo di Salvini dell'Emilia qui non ci sarebbe, almeno a leggere questa mappatura del sondaggio, mentre per il PD ci sarebbe Emilia-Romagna e Toscana. Quindi questo sarebbe in questo momento la situazione dei primi partiti nelle regioni. Per cui c'è una nuova Lega del Sud, sembrerebbe, almeno come primo partito, che sarebbe il Movimento 5 Stelle, perché sarebbe primo in tutte le regioni del Mezzogiorno. La Lega ampia, prende anche il centro. La Lega al Sud, secondo questa proiezione... No, stiamo parlando dei primi partiti. I primi partiti. Io ho qualche dato tirato fuori da questa proiezione fatta dall'SVG, sì, che mi pare molto attrezzata, insomma, come società che lavora in questo campo. Assolutamente. E l'SVG dà come primo partito in Italia la Lega, con punte del 32-34%, quindi ha allargato la forbice. che è una enormità. Il PD dal 20 al 21%, Forza Italia, il Movimento 5 Stelle 18, 19, 6, Forza Italia dal 7 all'8 e 6, Fratelli d'Italia dal 4 al 5 e 2, e poi ancora ci sono la sinistra l'1 e 0,1, il Partito Comunista lo 0,4, il Partito Animalista 0,2, il Partito Pirata 0,1 e altri movimenti dal 2,1. Direttore, come vedi, man mano che si va avanti, siccome la base campionaria aumenta, il risultato della proiezione diventa sempre più attendibile, sempre più significativo. Però a me onestamente dal 32 al 34 sembra un dato... La base delle sezioni importanti. Voi che ne pensate? Sicuramente quello che guadagna la Lega lo perde il Movimento 5 Stelle, per lo più nel dato nazionale, insomma lo vediamo da questi ultimi numeri. Sono curiosa di vedere nella circoscrizione sud, nel meridione, che cosa succede, se ci sono altri dati aggiornati, perché quelli che avevamo visto prima erano solo pochissime sezioni, quindi non erano attendibili, per vedere un attimo. Comunque a livello europeo, dove ha vinto il partito, diciamo, sovranista, ma solamente in Francia e in Italia, quindi insomma negli altri paesi non ha avuto questo exploit. Questo insomma ci deve fare anche riflettere, no? Come comunque momento politico. Lega e 5 Stelle insieme vanno oltre il 50%, quindi una forza non da poco. Il governo, se trovano unità di intenti e se superano la fase della conflittualità, diventa veramente diventano una coalizione blindata. Bisogna vedere Salvini che cosa decide con questo numero. Veneto, la Lega è al 52% nel Veneto. Franco Iacucci che pensa di questa situazione? Beh, io che penso? Che si conferma in riferimento ai sondaggi il voto della Lega. La Lega, non ci sono dubbi che in queste elezioni diventa realmente un partito a valenza nazionale, che mantiene e aumenta i consensi al nord e al sud, e nelle altre parti dell'Italia riesce ad avere risultati importanti. Ecco, importanti. Quindi è un fatto questo che pare che venga acclarato da tutte, anche dalle proiezioni. Insomma, ecco. E quindi questa cosa c'è, non ci sono dubbi.
È interessante vedere anche il dato che emergerà in Calabria, perché con sguardo rivolto alle regionali è chiaro che peserà moltissimo, anche se qualcuno dirà ma che ci azzecca l'Europa con la geografia politica calabrese? Sì, perché l'indicazione è quella, vuol dire che il flusso di elettori intercettati in quella da quella determinata forza politica è un bacino elettorale sul quale io penso che sul lavorare, voto, no? Su questo voto, io ci ho provato, io ho avuto anche, diciamo così, un confronto con Fulvia, e abbiamo cercato di parlare dell'Europa. In questa campagna elettorale purtroppo dell'Europa se ne è parlato poco. E quindi il ragionamento si è concentrato molto sul fatto nazionale, sul dibattito nazionale. E questo ha favorito sicuramente la Lega. Io non l'ho vista neanche nelle reti televisive, nelle reti nazionali. No, tutto concentrato sui temi. Un dibattito e questo è un fatto. Ma io voglio chiedere. Questo è un fatto gravissimo. La Questo è un fatto europea, tutto questo voto, perché ci sono le prime proiezioni sul possibile governo europeo e danno una probabile alleanza fra popolari, socialisti e ALDE, i liberali socialisti, i liberali democratici. Volano i verdi, però i sovranisti non conquistano questa maggioranza. Il ritorno dei verdi, a volte ritornano. Volevo dirvi questo, ma avete notato una certa difficoltà in qualità di candidati alle europee da una terra difficile e complicata come la Calabria a trovare, come dire, solidarietà e alleanze oltre i confini della regione o no? Da questo punto di vista no, devo essere sincera, non ci sono state tutte queste difficoltà. Ripeto, la difficoltà è proprio arrivare con l'idea di Europa. Ci si sente talmente lontani che insomma, la maggior parte diceva ma non andavo proprio a votare, non avevo intenzione di andare a votare, ma non era per dissenso, non era per protesta, era per disinteresse. Quindi alcune volte non si riusciva nemmeno a capire, ad esempio, Forza Italia o Partito Democratico in quale partito europeo confluivano poi, se si era alleati con la Lega o si era divisi. Quindi, cioè, voglio dire, c'è proprio distanza e purtroppo effettivamente nei temi di campagna elettorale, di Europa, insomma, non si parla molto di Europa, cosa che invece dovremmo parlare, ma quotidianamente di più di Europa, perché influisce come? Sul vivere quotidiano, non è che influisce solo su alcuni aspetti, influisce sul vivere quotidiano. Io, se posso agganciarmi a quello che diceva Fulvia, che riguarda anche gli Iacucci, che comunque sono stati candidati all'europeo, secondo me un errore, adesso non è una critica, quantomeno se lo è assolutamente costruttiva e in buona fede. Cioè, allora, i sondaggi dicono, non i sondaggi elettorali, tutti i sondaggi che noi facciamo dicono che l'Europa sta quasi in cima alla fiducia dei cittadini. Parlo di Calabria in questo momento, dei calabresi. Lo è in Italia e lo è anche in Calabria. Per cui quando tu chiedi ai cittadini di chi ti fidi come istituzione, l'Europa, ovviamente dopo la magistratura, dopo il capo dello Stato, ma comunque tra le istituzioni è in testa, è in cima. L'errore che secondo me si commette, giustamente lo diceva anche la Caligiuri, cioè l'idea qual è? Se tu non affronti concretamente il tema dell'Europa, la gente ha la percezione che l'Europa sia una cosa molto molto distante e che si occupi ancora solo ed esclusivamente di pesca, no? Per esempio. Allora io mi chiedo, è stato fatto in campagna elettorale, a me non risulta, però una proposta non tanto provocatoria, ma abbastanza forte sui fondi comunitari, che non sono paradossalmente di stretta competenza dell'Unione Europea, nel senso come circuito parlamentare, no? Del Parlamento Europeo, però riguardano più la Commissione Europea. Però, per esempio, direttore, noi ce lo chiediamo ogni 7 anni, riceviamo più o meno tra i 3 e i 4 miliardi di euro di fondi comunitari, e questi sì che riguardano la Calabria. Una seconda proiezione, se permetti che vediamo, interrompo, vediamo i numeri, copertura del 18%, la Lega è aumentata e arriva al 33,1%,
il PD al 21,7%, i 5 Stelle al 19 netto per cento, Forza Italia all'8,5%, copertura del 18%. Sì, questo, vabbè, lasciamolo un attimo per questo favore. certifica la Proiezione su dati reali. La forchetta comincia a restringersi perché il campione 18 diventa sempre più significativo. Certo. Dicevo Sì. che i fondi comunitari vengono in qualche modo catapultati dall'alto attraverso un accordo con la Conferenza Stato-Regioni, con la Digireggio, con la Commissione Europea e quant'altro, e poi ogni regione si adegua con un'agenda, quindi fa il POR e gestisce, rispetto a quello che arriva dall'alto, gestisce i fondi e li programma. Li programma e li gestisce. Il problema qual è? Che noi ci troviamo in Calabria a spendere più per l'agenda digitale, per esempio, che per l'occupazione giovanile. Noi spendiamo più per l'assistenza tecnica che per il dissesto idrogeologico. Perché? Perché ovviamente l'Unione Europea costruisce un'agenda complessiva, un programma complessivo, ma che si basa mediamente su quelli che sono gli indicatori di tutta l'Unione Europea. Allora l'atto di coraggio qual è? Ma è possibile che noi non possiamo imporre all'Unione Europea di costruire un'agenda dal basso? Cioè facciamoci dare una dotazione in base ai parametri che già la Commissione utilizza, l'Unione Europea utilizza per darci le risorse. Dopodiché su quei parametri diamoci un margine del 30% che vale per tutti gli Stati europei, sui temi e i principi di larga importanza, di larga scala, l'Europa intelligente, la crescita sostenibile, come se la crescita potesse essere stupida e non sostenibile, ma insomma io su questo sono un po' polemico. Però poi cominciamo a occuparci di imporre un'agenda rispetto ai fabbisogni dei calabresi, quindi meno agenda digitale, più occupazione giovanile. E poi l'ultima provocazione, questa probabilmente è davvero una provocazione, ma perché i fondi comunitari non si occupano di sanità? Primi dati di Pietra, vi do dati reali. No, già le dati 1851 sezioni, dati reali su 61.000, dove la Lega è al 33,07%, il PD al 23,83%, i 5 Stelle al 16,83% e Forza Italia al 7,78%. C'è da notare però che se ci spostiamo sulla questione centro-sud, chi è che tiene su i 5 Stelle è proprio il sud con il 36,9%, la Lega al sud al 18,9%, il PD al 17,77% e Forza Italia al 12%. C'è sì, anch'io qualche dato che mi manda qualche amico che lavora nei quotidiani nazionali, che mi ha mandato adesso un messaggio su WhatsApp. Questi sono i dati che loro hanno e che fanno riferimento agli exit poll, no? Che sono stati fatti in occasione delle proiezioni dopo a chiusura seggi. La Lega dà questa forbice dal 26 al 30,01%, il PD dal 19 a 21%, Forza Italia dall'8 all'11%, Fratelli d'Italia dal 5 al 7% e più Europa dal 2,5 al 4,2%. Queste sono come dire, gli exit poll, no? Che sono stati fatti. Da una forchetta però sempre del 2, quindi vuol dire che è sbagliato. Chi ti ha mandato il messaggio non capisce niente di queste cose. Vabbè, mica l'ha fatto lui. No, l'ha fatto lui il messaggio. No, perché la forbice non può essere sempre la stessa. Non l'ha fatto lui il messaggio e non l'ha fatto lui la proiezione. Allora, che cosa però, se dovessero essere questi i dati finali, mi pare di poter dire che sì, è vero, la Lega è il primo partito, ma non ha rispettato le aspettative della vigilia, perché tutti accreditavano il partito di Salvini oltre il 30%. Se si mantiene nel range del 30%, diciamo che non c'è questo grande exploit. Prende più delle nazionali perché guadagna, chiaro, governa, quindi la Lega quindi guadagna. Ma che non ci sia un exploit della Lega? Non ho capito, scusa. Che non ci sia un exploit della Lega? No, aspetta, forse 13% in più. No, forse non mi sono spiegato. È 2 volte Forza Italia l'incremento della Lega.
Scusa, Più o meno. scusa Raffaele, forse non mi sono spiegato. Ho detto, nelle previsioni della vigilia veniva proiettata il partito di Salvini oltre il 30, 32, 33, 35%. Ecco, quello sarebbe stato una sorta di, come dire, di exploit nel vero senso della parola, ma se ti mantieni al 30% dopo che hai governato, dopo che stai governando, ci può stare. Renzi, quando governava, prende il PD, arriva al 40%, non ce lo dimentichiamo, no? Ha avuto questo esploit. E poi è crollato dopo, quando si è messo quando si è montato la testa ed era convinto di essere il re della politica in questo paese. Forza Italia ha questa difficoltà, secondo me, non può scendere al di sotto del 10%. Perché se scende oltre il 10% cominciano ad esserci problemi per il partito, no? Beh, certo. Sì, beh, assolutamente. Insomma, ci si augura e ci si augurava che insomma, possa mantenere a livello nazionale il 10%, vedremo anche al sud che cosa si riesce a fare, in Calabria cosa si riesce a fare. Anche della Lega aspettiamo un attimo per vedere se insomma, sono veri gli ultimi, parlava del 33%, quindi cominciamo ad andare a percentuali che superano il 30, quindi insomma vediamo un attimo, aspettiamo un altro po', però nel frattempo io mi volevo riallacciare su quello che diceva prima Raffaele sui fondi. Beh, una parte parliamo per esempio di agricoltura, il PSR lo scriviamo noi alla Regione Calabria e lo mandiamo in Europa con naturalmente i parametri che ci vengono dettati dall'Europa, quindi là possiamo incidere, possiamo fare qualcosa, no? Se il comparto ha bisogno di migliorare sotto determinati aspetti, abbiamo tutte le possibilità e gli strumenti per farlo, bisogna fare le scelte giuste, quindi in quel caso la politica regionale incide come se incide, bisogna essere preparati nello scrivere il PSR in un determinato modo, decidere prima su quali tra virgolette infrastrutture puntare, cioè la base del PSR quale deve essere, così tutti gli altri settori, insomma, quindi abbiamo le possibilità di sfruttarli appieno e anche in maniera insomma, migliore rispetto a quello che abbiamo fatto finora, è da non far succedere corticircuiti tra regione, governo, Europa, insomma veramente che la filiera istituzionale possa funzionare, perché altrimenti si creano dei legacci che vengono tolti e quindi insomma non si influisce più come invece si potrebbe fare. Il Sud per anni è stato, come dire, il forziere con i voti della sinistra. Adesso la situazione è cambiata, cioè quell'elettorato che ha dato negli anni fiducia al Partito Comunista prima, al PD poi, al Partito Socialista, evidentemente non ha più nei suoi punti di riferimento il Partito Democratico. Eppure il partito che governa la regione, e quando governi qualcosa a casa la devi portare. E se dovesse scendere sotto il 16-17% in Calabria, mi pare sia una debacle pesantissima, che conferma il trend negativo registrato nel marzo del 2017. E infatti siamo sulle percentuali del marzo dell'anno scorso, quindi il PD in Calabria non cresce, non ci sono dubbi su questo. Guardi, io mano a mano che arrivano i dati, non ci sono dubbi su alcune cose. Guarda. Anche il dato di Forza Italia, che riguarda il Mezzogiorno, se Forza Italia nel Mezzogiorno è al 12, poi se nella media nazionale è all'8, significa che nelle altre regioni e nelle altre circoscrizioni ha un risultato negativo al massimo, insomma, no? La Lega, io continuo a dirlo, la Lega è un partito ormai che è un partito nazionale, non ci sono dubbi su questo. Poi, direttore, guardi, se al 30 qualcuno pensava al 35, pensava al 30, è un risultato importante, non ci sono dubbi su questo, è un risultato importante. Il PD cresce, non riesce ancora ad intercettare fino in fondo, ecco, anche la perdita di consensi che ha 5 Stelle, non vengono verso il PD, o vengono verso il PD
in un modo veramente limitato. Ecco. Io credo che se noi avevamo puntato molto al recupero dell'astensione, questa cosa non c'è stata. E io sono preoccupato di una cosa, un altro dato che mi permetto, Raffaele, tu che sei un esperto di questo. Io sono stato sempre uno di quelli che pensa che fare le elezioni europee insieme ad altre elezioni è sbagliato. Poi noi ci siamo inventati questo fatto della spend and review, che ci si risparmia. Ma la democrazia ha i suoi costi e io sono convinto invece che le elezioni europee si devono fare come elezioni europee. Perché io sono stato a Corigliano Rossano e vi posso assicurare, ma questo Fulvio lo sa, lo sai tu, lo sanno tutti, che dell'Europa non ne parlava nessuno, perché chiaramente i cittadini, le forze politiche erano fortemente concentrate sulla competizione elettorale amministrativa, no? E qui sorge un altro dato però, che sicuramente se non c'erano le elezioni amministrative il dato dell'affluenza alle urne era ancora più inferiore. E quindi questo, insieme ai risultati delle forze politiche, ci deve fare riflettere su questo. Perché io continuo a dire che qui è una responsabilità direttore di tutti, no? Anche della stampa, dei telegiornali, delle forze politiche che non sanno ancora far arrivare il messaggio dell'Europa ai cittadini e farli discutere. Però io ho seguito poco in questi 20 giorni la televisione o i dibattiti, ma da quello che mi dicono dibattiti sull'Europa non ce n'è stato. No, hanno E parlato. allora anche in questo io non vorrei che ci fosse la regia del governo su queste cose, no? Che condiziona pesantissimamente, ecco, se si può dire. Lo dico in modo rafforzativo, una cosa del genere, anche la politica e l'impostazione della notizia che si dà. Questo è da preoccupare, guarda. Io vedere che non partecipa neanche il 50% alle elezioni europee è un fatto che ci dovrebbe fare riflettere fortemente. Perché io aggiungo, Raffaele, questo fatto che ci sono le amministrative tolgono il dibattito, però fanno partecipare di più la gente, perché io lo vedo anche nel mio piccolo comune, ha partecipato di più la gente. Però i dati di pietra, cosiddetti dati reali. Posso bloccarti sui dati Sì. di pietra? Do solo una curiosità. In questo momento la Lega è prima in Calabria, il calabrese Sofo batte Salvini in questo momento e la calabrese Caligiuri batte Berlusconi in questo momento. Bene. Allora, dati nazionali, la Lega è al 33,57% dati reali, 2.500 sezioni su 61.000, ovviamente la percentuale minima, Partito Democratico 23,92%, Movimento 5 Stelle 16,59%, Forza Italia 7,74%, Fratelli d'Italia 5,77%. questo è nazionale, Pippo. Questi sono dati nazionali, mentre la circoscrizione meridionale siamo al 443 sezioni su 14.000. Ma possiamo vederle anche, possono vederli, chiedo al regista e ai nostri ospiti, possono vederlo anche sul nostro lo visualizzi monitor? meglio. Ecco, grazie. 5 Stelle in meridione, diciamo, circoscrizione meridionale, 5 Stelle che interessa molto di più ovviamente alla Caligiuri, anche a Iacucci, il 5 Stelle al 35,59%, la Lega al 19,10%, il PD al 18,15%, Forza Italia all'11,74%, Fratelli d'Italia al 6,27%. Bene, ci fermiamo, c'è la pubblicità perché sennò Carmela col fiato sul collo, Massimiliano Rocchetti che mi tallona e Luca Chito che manda i segnali dalla regia. Diamo la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bene, torniamo in diretta. I nostri ospiti controllano i telefonini, controllano i messaggi, controllano le proiezioni. Fulvia Caligiuri, cosa... No, ma volevo
riallacciarmi un attimo il discorso che faceva Franco. È vero che io sono d'accordo sul fatto se si potessero fare divise le due votazioni europee amministrative ben vengano, ma voi che avete i dati definitivi, l'affluenza definitiva qual è? Chiedo scusa, rispetto al 2014 si parlava di 2-3 punti. 3%. Però voglio dire 3% in me, però voglio dire rispetto al 2014 non avevamo questo governo, no? Lega e 5 Stelle, quindi insomma... I dati dell'affluenza definitiva mancano, posso darvi i dati, mancano ancora 70 seggi su 7.841 e il 56,09% ed era il 58,80%. Quindi voglio dire, sono 2 punti e 8, quasi 3 punti. È vero insomma che poteva essere oggi collegata al governo, ma nel 2014 era un'altra tipologia di governo, eppure insomma l'affluenza è stata questa, è sempre la distanza dall'Europa che una proiezione. Certo, ma io infatti non penso che hanno fatto il Nel voto del PD non c'è anche un pezzo di articolo 21? articolo 1. Articolo 1, articolo 1, 20. scusa. Senti, scusami, vero, sì. Raffaele. Ma c'era pure, l'anno scorso non c'era, certo. La Calabria ancora mancano i comuni grossi, Rende e Cassano, Ma e infatti, a 398 su 404 abbiamo il 41,99% per quanto riguarda le europee, contro il 45,52%. Io sono curioso, posso sapere i voti del comune di Canna? No, mi interessa. Canna. Di? Canna. Canna. Canna, perché avevo Sì, una ci andiamo scommessa subito. Senti, Comunali o europee? Scusami, questa proiezione, Raffaele, secondo te è una proiezione fatta su un campione del 10% scrutinato, è attendibile? No, la proiezione non è 10, era già sopra il 18. No, dico, I voti del Ministero o la proiezione? Canna non ce l'ho. Come non ce l'hai? E senza Caloveto, Canna Castiglione, Celico, Cerchiara. possiamo Cervitano. chiudere senza il comune di Canna. Il Ministero non c'è Canna. Dobbiamo avere il Ministero. date il tempo. Posso dire una cosa? Io una domanda forse, ho notato una cosa strana, me lo chiedo, ma forse dico davvero una stupidaggine. Ho notato che in alcuni comuni gli elettori delle europee, gli aventi diritto, sono diversi dagli aventi diritto delle amministrative. Com'è possibile? E che non è possibile. C'è il Ministero, ve lo faccio vedere. Rende, per esempio, sai all'europeo perché? ci sono 700 aventi diritto al voto in più rispetto Nelle amministrative alle amministrative. sono gli immigrati, Quindi c'è un... Che gli votano. immigrati che votano qua. alle sì, comunali, ma non sono sempre... non alle europee. No, solo alle comunali, manca alle regionali votano questo solo non lo alle sapevo. comunali. Né alle politiche votano né Non alle... lo sapevo. Sì, Non lo sapevo. è così. Infatti c'era questo scarto Sì, che mi sembrava è così, strano. è così. Grazie. Hai visto? Hai trovato il comune di Canna? Nelle europee erano nelle comunali quelle, giustamente. E Canna non si vota. Non si vota, giusto. no. Mi deve dare il tempo perché il sistema non ha... non mi segue molto come vorrei. Secondo voi i partiti non presenti, perché nessuno dei partiti ci ha messo la faccia nelle amministrative, sono tutte come dire, liste un po' camuffate, liste del civetto dove ci sta dentro il civismo ma ci sta anche rappresentanza di forze politiche strutturate. Ora, questo dato delle amministrative che domani avremo la possibilità di leggere e osservare, quali indicazioni? C'è la terza proiezione, ve la posso dare perché non l'abbiamo data. Dalla proiezione. Allora, 21% di copertura, questa è interessante. Abbiamo la Lega al 32,1%, Partito Democratico al 22%, Movimento 5 Stelle al 19,5%, Forza Italia al 9,4%, Fratelli d'Italia al 5,8%, più Europa 3,2%. Se notate, in queste proiezioni cominciano a mettere non più la forchetta, ma il dato medio. Questo vuol dire che la copertura del campione comincia a essere significativa. Quindi la Lega è sopra il 30, direttore, quindi quello che hai detto sostanzialmente ormai non ha più senso. Benissimo, cancelliamo tutto. Vedo intanto in collegamento Anna. Anna, a te la parola. So che è difficile fare collegamenti a quest'ora della notte e naturalmente non è operazione semplicissima portare esponenti di partito alla nostra postazione, al nostro microfono volante, alla nostra troupe volante, perché queste sono le fasi concitate in cui si raccolgono i dati, non si hanno numeri reali per cui si rischia di dire delle cose che poi possono essere smentite da qui a qualche ora. Capisco benissimo, ma il nostro tentativo deve esserci, Anna.
Sì, certo direttore, noi ce la stiamo mettendo tutta. Siamo qui su Corso Mazzini e adesso Michele Cava vi inquadrerà proprio la città quasi deserta, possiamo dire, verso questo orario. Siamo venuti alla sede di Forza Italia, al coordinamento regionale della Calabria. Vi facciamo vedere che stiamo provando a bussare da un po' di tempo, ma purtroppo non risponde nessuno, quindi purtroppo non vi possiamo far sentire la voce dell'onorevole magari Santelli, perché al momento non siamo riusciti. Abbiamo contattato, direttore, telefonicamente Emma Stein, l'esponente, la candidata alle europee, insomma, per la Lega, però in questo momento ci ha detto che era in giro per raccogliere alcuni dati dei seggi che si trovano sparsi per la Calabria. Era a San Vincenzo la Costa, si sposterà a Montalto, Cosenza arriverà più tardi, magari ci proveremo a ricontattarla, vediamo se si trova nei paraggi, e vi faremo sentire proprio dalla sua voce qual è il suo commento. Anna, possiamo tentare ancora Sì. al Movimento 5 Stelle? Puoi tentarci? Vediamo se riusciamo ad avere una battuta. Sì, direttore, anche se mi hanno categoricamente detto che se non parla prima il vice premier Di Maio non possono mi sa che sta rilasciare parlando alcuna già. dichiarazione. Mi sa che sta già parlando. Io ci riprovo, Grazie, direttore. grazie Ci Anna. riprovo, va bene. Grazie. Allora, Raffaele, cosa stavi argomentando prima su questi dati? Un campione del 20% mi dicevi, no? La copertura dei seggi è del 21%, la copertura campionaria, vuol dire che la proiezione che vi ho dato comincia a essere estremamente significativa, cioè molto statisticamente significativa, per cui si evita anche la forchetta ormai. Sopra il 30% direi che è difficile che il dato possa muoversi, quindi ormai io azzarderei che la Lega comunque sta sopra il 30%. Dati reali quasi il 10%, 4.063 sezioni su 61.000 e abbiamo il 33,66% per quanto riguarda la Lega, il 23,55% per quanto riguarda il Partito Democratico, il 16,62% per il Movimento 5 Stelle, il 7,80% per Forza Italia, Fratelli d'Italia al 5,84%, più Europa 3,43%, i Verdi 2,72%, la Sinistra 1,88%, Sud Tirolo Volkspartei 1,52%, Partito Comunista 0,93%, Partito Animalista 0,57%, Popolo della Famiglia 0,46%, Casa Pound 0,33%, Partito Pirata 0,25%, Popolari per l'Italia 0,22%, Forza Nuova 0,13%, Autonomia per l'Europa 0,7% e PPA 0,07%, ancora meno, PPA Movimento Politico del Pensiero e Azione 0,04%. Ripeto, questi sono dati reali, scrutinate 4.063 sezioni su 61.576, 7,5, quasi l'8% dei dati reali. Ma secondo voi in questa campagna elettorale sono passati messaggi di paura, di ansia? L'elettorato ha avuto l'esigenza, come dire, di essere rassicurato da una forza politica capace di difendere il territorio nazionale, l'idealità di questo paese, la cultura, la tradizione, la storia. È passato questo? Proprio perché si è basato molto la discussione sugli argomenti nazionali, è passato questo, non ci sono dubbi che è passato questo. È passato e come? Perché il risultato della Lega è dovuto anche a questo, privilegiando gli argomenti nazionali. La Lega è da mesi, sono anni ormai che punta molto sulla paura, riesce a trasmettere ai cittadini tutta una serie di messaggi che tendono ad alimentare la paura, e non ci sono dubbi su questo. E pensare, il messaggio che manda, si pensa che poi ritornare ai confini nazionali su tutta una serie di cose risolve il problema. Io sono convinto che il tempo ci dimostrerà invece che è l'opposto questo. Io ho la risposta per Rio, mi chiedeva di Canna, abbiamo sistemi alternativi, oltre al nostro sistema touchscreen abbiamo anche
apportate altre tecnologie, perché non ci fermiamo qui, se dovesse fermare abbiamo il backup, e Canna per l'Europea ha votato il 35,69% contro il 31,79%, mentre il paese dell'ex sindaco di Aiello Calabro, giusto, presidente della provincia, Aiello Calabro, ha votato il 46,71% contro il 49,05%. Posso permetterti di dire una cosa su questo? No. A parte il fatto che io sono sindaco. Ma poi ti dubbi mai? No, aspetta, guardi. Allora, noi abbiamo un fenomeno. Quando si analizzano, Raffaele, i dati di partecipazione al voto nel Mezzogiorno. Faccio un esempio concreto io, guarda. Al mio comune gli iscritti alle liste elettorali sono 2.780. Gli aventi diritto, cioè quelli che votano realmente, sono 1.200-1.300, perché ci sono gli iscritti all'AIRE. Il dato del Mezzogiorno è sempre più basso degli altri, perché questo è un fenomeno che non riguarda solo Aiello, riguarda tanti. Quando in molti comuni che c'è una sola lista, si fanno le liste civetta, si fanno per questo motivo. Si fanno perché se no il quorum del 50% tu non lo raggiungi. Per questo fenomeno, che è un fenomeno drammatico sostanzialmente, perché ti fa capire, ecco, tutta una serie di fenomeni che va dallo spopolamento, la gente è fuori. Ripeto, gli abitanti di Aiello, direttore, sono circa 2.000, gli iscritti alle liste elettorali sono 2.700. Dobbiamo dire che la migliore performance a Roger Cosenza c'è il comune di Bianchi con il 79,91% dei votanti, contro nelle elezioni precedenti l'83,57%. Posso dire una cosa, direttore? La cosa che secondo me nei prossimi giorni sarà discussa, anche perché in qualche modo l'affermazione politica della Lega, io credo che in qualche modo tenterà ad accelerare questo processo, e su questo ha ragione Iacucci. Noi qualche tempo fa abbiamo fatto una ricerca per capire quanto le singole regioni contribuiscano in termini di versamenti all'Europa e quanto ricevano dall'Europa. Allora vi do un dato dicotomico, come al solito. Lombardia e Calabria, prima e ultima. La Lombardia, direttore, versa oltre 10 miliardi di euro all'anno all'Unione Europea, sotto forma di IVA e tutta una serie di voci che abbiamo stimato. E ha ricevuto nel 2018 4 milioni e mezzo, ha un credito maturato di oltre 5 miliardi di euro. La Calabria ha versato 800 milioni di euro e ha ricevuto 2 miliardi, oltre 2 miliardi di euro, quindi ha un debito di circa 1 miliardo e 354 milioni di euro. Perché dico questo? Perché c'è un problema che sull'autonomia, sul regionalismo differenziato, sulla divisione sui rapporti con l'Unione Europea, si sta allargando questo divario. Quindi attenzione, perché è evidente che Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che tra l'altro hanno anche colori politici diversi, rivendicando il 40% del PIL italiano, stanno accelerando il processo di regionalismo differenziato, che è legato a questo problema dell'Unione Europea e legato al problema della sanità. Il direttore tenderà a riproporre una questione e secondo me l'Unione Europea diventa centrale rispetto a questo. Ecco perché io dicevo, probabilmente nelle campagne elettorali questi messaggi non vengono dati, perché sono messaggi importanti. Noi rischiamo. Io non li ho sentiti in campagna elettorale. Però non ci sono stati. Io per le dichiarazioni di Salvini, che non attacca il governo italiano, ma dice adesso in Europa si cambia. L'ultimo dato dà al 32%. Vi do un elemento su quale riflettere. Il primo partito la Lega, il secondo partito il PD, terzo partito 5 Stelle.
Ho tutto da decifrare questa geografia che si sta andando profilandosi, perché il PD sta in mezzo a queste due forze. E aggiunge, mi scusi Sindaco, Presidente, e chiedo scusa per prima, la gaffa ci sta in una serata così, continua Salvini e dice continuiamo il contratto di governo, quindi nessuna rottura come Ma io ha di fatto questo la ne sono Lepena. convinto, che lui non ha nessun interesse. Io non sono convinto. Ma posso dire una cosa? Cioè c'è sicuramente un dato certo che è quello del successo della Lega in questa consultazione. È un dato incontrovertibile. Però ecco, non sottovalutiamo il dato del PD, no? No. Perché il dato del PD, se viene confermato chiaramente, al 23,55 significa un incremento del 5% in riferimento alle elezioni politiche dell'anno scorso. E quindi ecco, il cittadino incomincia a vedere, diciamo così, la costruzione di un partito e di una proposta politica che cerca di essere la proposta politica alternativa a questo governo giallo-verde. E quindi io credo che è un risultato che ci permette come PD di lavorare con più forza nei mesi prossimi, insomma. Fulvio Caligiuri voleva dire una cosa. Sì, no, riallacciandomi a quello che era la prima domanda, effettivamente insomma, che ci sia stata un'influenza diciamo, dei temi trattati nel governo nazionale dalla Lega è indiscutibile, no? L'ansia, la paura, abbiamo bisogno di qualcuno, dell'idea che qualcuno ci possa difendere. Per me non sarà mai Salvini e le sue politiche, però come popolo italiano abbiamo sempre avuto necessità di trovare qualcuno, una figura, non un partito, una figura di una persona che ci possa guidare. Quello che a me preoccupa personalmente è che il leader che sta in questo momento recuperando, quindi Salvini, recupera al nord così come recupera al sud, e io al sud una Lega, una leadership di Salvini, insomma non me la auguro, perché effettivamente abbiamo bisogno, rispetto alle sue politiche abbiamo bisogno di qualcosa di diverso, di una politica diversa, sicuramente più moderata, non populista, soprattutto per l'Europa. Non è assolutamente quello che mi auguro da cittadina e da imprenditrice, quindi insomma quello che mi risulta ancora difficile capire è perché anche al sud la Lega possa avere Salvini, possa avere quindi una persona come Salvini che conquista insomma questa leadership. Comunque staremo a vedere. Dichiarazione di Salvini: spetta a noi indicare il commissario europeo ora a realizzare tutte le cose bloccate a partire dall'autonomia delle regioni. Voto anticipato escluso. L'opposizione, il PD prima, dice questo governo non reggerà. Però posso dire una cosa, ecco, cioè, bisogna vedere che cosa succede in tutta Europa, che lui possa vincere qua, bisogna vedere in Europa che fa, non è che lui adesso non nomina. mi pare che in Europa ci sia questo grande ma successo. lui prosegue sulla scia della di quella che è la notizia. strategia della comunicazione. L'Italia no? non È un partito che lavora molto sulla comunicazione. no, per lo più Prima sulla gli italiani, l'Italia ha vinto, l'Italia è in testa, l'Italia prosegue il suo cammino, l'Italia cambierà l'Europa. Sono tutti slogan che sono figli di questo progetto politico. E anche in questo caso questo progetto. Direttore, lei sa bene però che queste cose durano poco Le nel opposizioni tempo. parlano di Poi un vedremo. esecutivo che dovrà Poi passare vedremo. l'esame della legge di bilancio e probabilmente ci sarà qualche inghippo, mentre Fratelli d'Italia chiede il rientro della Lega nel centrodestra. Vabbè, mi pare... È una cosa che diceva anche prima delle elezioni. No, insomma, Lo c'è stato un ribadisce momento che adesso dicevo dopo il qualcosa di voto, diverso. insomma, Insomma, c'è praticamente... stato un momento che diceva che lei e Lega potevano fare. Fulvia Caligiuri, cioè, secondo me almeno un pezzo di risposta, almeno quello che penso io, un pezzo di risposta perché la Lega attecchisce al centro-sud e al sud in parte anche perché il resto ha messo in campo probabilmente negli anni, quindi è un problema strutturale, non tanto congiunturale, una proposta politica che evidentemente
diciamo, non gode più della fiducia dei cittadini. Quindi dentro il voto a Salvini c'è anche ancora un pezzo di voto di protesta, soprattutto al sud. Non sono dubbi e se avete su questo. notato c'è un qualcosa che si sta modificando. Io adesso guardavo i dati in Calabria, Tilio, stiamo parlando del 2,5% delle sezioni, è un gioco, però attenzione, è un gioco che vede da 2 ore, 3 ore un testa a testa tra Lega, Partito Democratico E 5 Stelle. Movimento 5 Stelle. È Tutti e tre quello. sono al 21%. Ho capito, ma è la stessa geografia Stiamo parlando a della livello Calabria, nazionale. stiamo parlando Sì, della ma Calabria. il dato è omogeneo, non mi pare ci sia questa differenziazione. Certo, No, però una cosa è il 30 della... una cosa è, Sì, il 30, ma è è chiaro. un 30-33 della Lega. ma su il base. 33 certo, devi, è in proporzione. va caricato nelle regioni del nord-est del paese, lì il carico, diciamo, Però di secondo me è di la afflato proposta di- degli altri che non ha funzionato. Non mi credo. A me non a parte questa è la Io mi motivazione. permettevo, La Lega è il 19-25. Certo, no, poi c'è la parte, Comunicazione, poi c'è la ecco, parte di da populismo. questo punto di vista Nel centro-sud la Lega è il 19,25% e il 5 Stelle hanno il 34,67%, mentre il PD il 18,71%. Qui parliamo di dati reali, 1400 è il 10% dei voti reali, attenzione. lo possiamo Quindi rivedere significa- il sud. Questi sono i dati reali, 1467 sezioni su 14.973, 10%, il 5 Stelle al 34,67, la Lega al 19,25, il PD al 18,71, Forza Italia all'11,39, Fratelli Italia a 6,52 e così via tutti quanti gli altri. Circoscrizione, la quarta circoscrizione, quella che ovviamente poi determina i seggi che andranno in Europa, perlomeno per quanto riguarda il sud. Allora, questo è il dato. Mi pare Caligiuri voleva aggiungere qualcosa, ho sentito prima che stava... No, io capisco insomma quello che diceva anche Raffaele, su una cosa insomma bisogna dare atto, è la comunicazione che fa molta parte della politica. Ormai e il premio allora, che viene dato a Salvini è proprio questo. No? Ormai questo Poi però sul contenuto della comunicazione, direttore, non ha importanza. appunto, ma Non ha insomma importanza. noi cittadini dovremmo L'effetto è chiedere... quello. io voglio Allora, dire noi una- viviamo, scusate, noi viviamo in un paese in cui ormai c'è una campagna elettorale costante, permanente. Allora va riempita ogni giorno di annunci, di sollecitazioni, perché vuol dire mantenere ancorati gli elettori parlando agli stessi sulla base di quelli che sono i propri convincimenti, cioè io devo dire al mio elettore quello che il mio elettore vuole sentire da me. Allora, se io lo ripeto sempre, se io ogni giorno fornisco elementi attraverso la comunicazione che riguarda un progetto politico, io non solo radico il mio progetto, ma creo un'attesa nel mio elettorato. Allora, Salvini, che in questo è molto abile, utilizza gli strumenti della comunicazione, anche i nuovi strumenti della comunicazione, per lanciare costantemente messaggi al suo elettorato. Parla non di problemi, come dire, proietta soluzioni, forse di problemi che nemmeno ha approfondito, nemmeno conosce bene. Lui proietta però proietta la soluzioni, soluzione, direttore, lui la proietta soluzione, perché noi abbiamo vissuto 6 mesi parlando di immigrazione, i tempi di immigrazione, l'accoglienza, porti chiusi, porti aperti, quando c'è gran parte dei giovani di questo nostro meridione, la Calabria in particolare, che non ha lavoro. Però questi temi sul lavoro, questi temi che riguardano la crescita sociale della Calabria del meridione non sono stati oggetto di campagna elettorale. È stata spostata l'attenzione. Su questo siamo d'accordo. Abbiamo parlato sempre Sì. di ipotesi non reali. Scusatemi, si è parlato fino a qualche tempo fa, 5 Stelle ha detto che c'erano 10 milioni di poveri, poi sono diventati 5 milioni, poi sono stati dati 890.000 redditi di cittadinanza. Cioè, allora di che cosa stiamo parlando? Salvini ha parlato di 500.000 immigrati presenti in Italia.
poi si scopre che sono appena 90.000. Capite? Allora, Però direttore, ho capito. l'effetto. Fino a quando dura questo gioco? Io non lo so fino a quando dura. È cambiato l'elettorato. Io no, credo è cambiato l'elettorato. Sì, è cambiato l'elettorato, però io lo accennava prima Raffaele, cioè quando si dice che ancora non si legge e non si vede, non si avverte, il cittadino non lo vede, un progetto alternativo, no, credibile, forte a questo governo, è chiaro che ancora le parole d'ordine, diciamo populiste, se possiamo dirle, possiamo chiamarle populiste come vogliamo, attecchiscono ancora. Poi io sono convinto che a chi governa il cittadino lo chiamerà a dare conto dei risultati di quello che dice, perché io grandi cose anche nel Mezzogiorno, in Italia non ne vedo. Grandi risultati, questa svolta, questo governo del cambiamento a tutti i livelli io non lo vedo e fra poco lo vedranno anche i cittadini, mi auguro io. Il compito nostro è quello di mettere in campo un progetto alternativo con classi dirigenti rinnovate, no? Che rendono visibile, ecco, il progetto del PD che è alternativo a questo governo. Bene. Io sono convinto di un fatto, diretto, che la serietà della proposta e dei comportamenti è più difficile di farla passare, poi alla fine passa. Ma Perché che costo per l'Italia però? Certo, che costo per l'Italia? Certo. Ne abbiamo visto altri di questi. Io però credo Ne che... abbiamo visti altri, sì, anche a sinistra. Però non si può fare il paragone con il passato. È cambiato l'elettorato, è cambiata l'attenzione verso la politica, è cambiato il modo di comunicare la politica ed è cambiato anche il modo che i cittadini hanno di approcciarsi ai temi della politica. Un tempo per ascoltare la politica il cittadino doveva spostarsi, cioè al comizio, doveva andare al comizio, doveva sentire la conferenza, doveva ascoltare quello che veniva detto nelle occasioni ufficiali dei partiti. Sì, ho Oggi capito, la politica segue il cittadino. Ma quante volte uno può dire al cittadino che stiamo cambiando, stiamo migliorando, se poi il cittadino sulla propria pelle poi le avverte queste cose? No, Le famiglie, il lavoro, insomma, io non ho visto grandi cambiamenti in questo anno. Anzi, ho visto arretramenti su tutti. Non ci sono stati. Però e allora poi alla fine si arriva. Però è successo che alla fine all'interno del governo, prendiamo il meridione, no? L'elettorato che aveva dato fiducia al 5 Stelle, ciò che ha perso il 5 Stelle lo guadagna la Lega, quindi significa che sempre si sceglie una coalizione all'interno del governo stesso, quindi magari si è visto la figura più forte, più prepotente, più arrogante e quindi si dà fiducia perché potrebbe portarci chissà dove, però insomma cosa e quanto deve pagare l'Italia per poter poi arrivare a una determinazione che di quello che delle promesse. L'Italia sta pagando già prezzi altissimi, in questo anno di governo sta pagando prezzi altissimi. Benissimo, allora noi dobbiamo chiudere qui perché poi domani ci aspetta una lunga giornata, andremo a raccontarvi le amministrative e naturalmente una finestra aperta su quello che è il risultato che sarà definitivo delle elezioni europee. Elezioni importanti perché l'Europa gioca un ruolo determinante, ormai le nazioni che fanno parte di questo grande, come dire, di questo grande progetto hanno poca sovranità nelle scelte importanti, quelle che contano, quelle che poi decidono sul nostro futuro. Non lo so se questi temi hanno orientato i nostri concittadini al voto. Probabilmente c'è stata anche l'influenza di quelle che sono le dinamiche e le tematiche legate al Paese. Questa continuo botta e risposta tra i due partiti che governano evidentemente hanno polarizzato l'attenzione e cancellato una visione, come dire, molto più larga e che deve essere determinante per la scelta dei nuovi parlamentari europei. Grazie a Franco Iacucci,
grazie alla candidata Fulvia Caligiuri di Forza Italia, ricordo Franco Iacucci del Partito Democratico, grazie a Raffaele Rio per la sua consulenza nell'analisi, nella lettura di come si costruisce poi un sondaggio, una proiezione, la differenza che c'è tra exit poll e la proiezione. Spesso si confondono queste cose, ma sono ben distinte e danno risultati diversi. Al mio amico Pippo Gatto, che qui ci ha raccontato quello che è avvenuto in queste ore. Instancabile. Sì, perché lui martella, capito? Martella. Luca Chito, la regia, come al solito, brillante, eccelsa. Carmela Formoso, che è qui accanto a noi, Massimiliano Rocchetti, e poi il nostro operatore Francesco, che sta qua dietro, è quello che... Poi ti faccio inquadrare domani però. Un grazie a Michele Cava che ha mosso la camera che avete visto in giro con la nostra splendida Anna Franchino. Quando insomma tutti quelli che hanno preso parte, lavorato e messo in campo il loro entusiasmo, la loro professionalità, la loro voglia di fare all'interno di questa trasmissione. Noi torniamo in diretta con il voto in diretta, scusate la ripetizione di parole, domani alle 12:30, ospiti, collegamenti, vi faremo vedere cosa accade a Corigliano Rossano, a Vibo Valencia, parleremo di Rende, poi avremo Montalto, avremo Gioia Tauro, avremo San Luca, avremo Mendicino, insomma vi racconteremo come i cittadini hanno scelto da chi farsi amministrare. Arrivederci, a domani.